si è fatto il punto della situazione a 30 giorni dall'inizio dei campionati del mondo, un appuntamento certamente lungamente atteso dalla nostra comunità. Si è lavorato tanto a Cortina e numerose sono state le attività intraprese a partire dalla rifinitura delle piste e delle strutture che serviranno all'evento mondiale, mentre la parte più importante delle infrastrutture continuerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Stamattina si è fatto il punto con gli attori principali dei mondiali 2021 e c'è stata la firma importante della convenzione con il commissario alle opere Valerio Toniolo. Come amministrazione abbiamo approfittato anche questo treno più veloce che è quello del commissario per quanto riguarda le procedure. Quindi abbiamo inserito degli interventi che sono in parte finanziati dal Comune di Cortina, in parte dai fondi di confine, in parte da entrate invece che derivano proprio da fondi commissariali. Ecco che ad esempio si lavorerà alla rotonda per l'accesso a Piandalago, c'è un intervento molto importante che riguarda il curling center e lo stadio del ghiaccio, ci sono poi opere cosiddette strategiche che avranno un iter procedurale un po' più lungo che riguardano un nuovo impianto che dal centro di Cortina si collegherà a Socrepes e poi con il versante delle Tofane, oltre a un collegamento sciistico fra le stesse Tofane e il Faloria. Una sorta di piccola metropolitana, interrata, stiamo valutando altre ipotesi che finalmente collegherebbe i due versanti sciistici della nostra valle. Quindi delle opere importanti, strategiche, all'interno delle quali sono previsti anche dei finanziamenti da parte del governo. Saranno ai noi mondiali a porte chiuse, ci siamo dovuti adattare alla situazione, dice Ghedina. Mancherà l'aspetto emozionale, cioè quella festa che si sarebbe senza dubbio creata anche per ringraziare l'intera comunità che ha creduto e lavorato per i mondiali.